Un saluto da Santa Margherita Ligure. Nella puntata di oggi ci concentreremo proprio su questa zona del Tigullio occidentale, un'area particolarmente colpita dalla forte mareggiata di fine ottobre. Ci troviamo sul molo da dove si imbarcano i residenti di Portofino, i turisti anche e i lavoratori con i battelli per raggiungere lo storico borgo. E proprio qui in questa zona c'è la statua di Santa Margherita, vergine, martire e patrona della città, che sembra guardare proprio il porto e la diga che è stata sventrata dalla mareggiata dei giorni scorsi. Alle mie spalle anche nave 18, l'imbarcazione della Guardia Costiera, che in queste ore è proprio giunta qui in questo territorio per dare una mano alla Capitaneria di Porto e alle forze dell'ordine che sono impegnate nelle operazioni di messa in sicurezza. Cercheremo oggi di raccogliere la voce delle persone, la voce dei portofinesi, nel tentativo di raccogliere anche qualche segnale di speranza e di ripartenza. Iniziamo dunque il nostro reportage da Santa Margherita Ligure, dove i pescatori hanno fortemente voluto una messa di ringraziamento, una messa all'oratorio di Sant'Erasmo nella zona di Corte, per dire grazie perché non ci sono state vittime e feriti, nonostante appunto i gravi danni di questa mareggiata così forte che ha colpito il territorio. Iniziamo allora da qui. È bello vedere tante famiglie riunite, è un segno di speranza per poter ripartire così. Ma certamente, adesso il nostro motto è ripartire, e in tutte le cose non si può mollare, speriamo nell'aiuto dall'alto e che qualcosa di buono venga. Può raccontare in un flash com'è stata quella notte, come l'avete vissuta? Quando si è in queste situazioni non ci si pensa il giorno dopo a quello che è successo, a cosa si è rischiato, alle famiglie che lasciavamo se succedeva veramente qualcosa. E qui è stato veramente un dolore, perché poi quando vedere le barche che si picchiano una contro l'altra, che rompono gli ormeggi, o una peschereccia di noi che è andata a fondo comunque, è un pezzo di vita che si porta via, un pezzo della nostra storia, della nostra cultura, è stata dura, è stata dura. Avete avuto grandi danni? Un peschereccio a fondo, 3 pescherecci con danni rilevanti, altri 2 o 3 con lievi danni, gli altri pescherecci si sono fortemente salvati. È stata una fortuna. Adesso le problematiche quali sono per voi? Ricostruire, partire, perché non bisogna pensare solo ai danni alle barche, bisogna pensare a tutto quello che c'è intorno. Il porto non va visto come una cosa a sé, il porto è un abbraccio, un porto rifugio. Alla sera quando rientriamo lasciamo la barca qua dentro e ci possiamo andare a casa tranquilli e sappiamo che all'indomani mattina la ritroviamo per ripartire. E poi tutto il mare, tutto quello che è venuto, adesso non guardiamo la pioggia, ma la pioggia porta in mare anche i detriti che l'uomo lascia sui monti, nei fiumi, quindi c'è anche questa problematica qua. È tutto da tenere duro per qualche mese e poi si riparte bene. Si riesce a collaborare con le altre forze cittadine? C'è un clima di unione secondo lei? Ma il clima di unione si è visto il giorno dopo, quando il senso civico delle persone si è stretto e ha iniziato a ripulire la città, a dare una mano, a poter fare quel che poteva. Dare una mano. Sì, bisogna collaborare, stiamo collaborando e forse il bello è anche questo, che nelle calamità può ritrovarsi tutti quanti e aiutarsi uno con l'altro. Il lavoro continua in maniera ininterrotta, abbiamo sottoscritto un'ordinanza innanzitutto per disciplinare ulteriormente le modalità di rimozione dei relitti all'interno del porto di Rapallo, in particolar modo la movimentazione interna al porto stesso, perché per poterne velocizzare appunto i tempi, ridurre i tempi, è stato necessario far sì che l'unità, quando viene portata in galleggiamento, deve essere sottoposta a una visita ispettiva, perché questa visita ispettiva ci consente di capire se il trasferimento in sicurezza possa avvenire a bordo di un pontone oppure sotto rimorchio. Quindi attraverso questa ordinanza gli utenti potranno tranquillamente organizzarsi per coordinarsi appunto con l'autorità marittima, quindi anche con il comandante del porto di Rapallo, e facilitarne appunto la rimozione stessa.
Veniamo adesso a Portofino, via mare, che cosa sta accadendo? Su Portofino abbiamo già iniziato da qualche giorno e prosegue un'attività di approvvigionamento del gas che viene appunto imbarcato su dei camion a bordo di un traghetto che parte dal porto di Genova e sbarca a Portofino. Questi camion appunto trasportano delle cisterne di gas che vengono sbarcati nel porto di Portofino e nel viaggio di rientro, per ottimizzare i tempi, vengono imbarcate delle auto senza appunto i relativi conducenti per motivi di sicurezza, che poi potranno andare a recuperare le proprie auto allo sbarco a Genova. Proprio l'altra notte, tra l'altro, considerate le condizioni avverse e il fatto che appunto era l'ultima corsa dei traghetti era appunto terminata, abbiamo provveduto a trasportare circa 20 autisti a Portofino al loro rientro da Genova dopo aver recuperato appunto la propria auto. Inoltre, tra le novità, diciamo così, abbiamo avuto anche il ridislocamento da domenica del pattugliatore d'altura della Guardia Costiera, nave Diciotti, per fini di protezione civile. Questo per far sì che ci sia la possibilità di dare ulteriore supporto alle amministrazioni comunali e soprattutto ai cittadini che, come già sappiamo, appunto tra Paraggi e Portofino si ritrovano di fatto ad essere isolati o quantomeno ad avere quale unica via di comunicazione quella marittima. Nonostante le difficoltà, le sembra che ci sia una buona collaborazione tra enti ma anche forze dell'ordine in tutto questo? Sì, assolutamente. Questo è accaduto già dalla sera del 29, dalla notte del 29 e adesso è semplice appunto fare una passeggiata sia qui che a Portofino piuttosto che a Rapallo per capire come ci sia una vera e propria squadra, una macchina sincronizzata che sta dando il massimo. Ognuno di noi, seppur con le proprie responsabilità e competenze, non si sta nascondendo dietro le stesse, ma le sta utilizzando quale fattore di forza. Siamo in stretto contatto sia con le amministrazioni comunali che con l'amministrazione regionale, con l'assessore Gianpredone e con il presidente Toti, proprio per fare in modo che la macchina funzioni e possa far sì che il cittadino non si senta abbandonato. Credo che questa sia la cosa più importante in questo momento. Ultima domanda, lei ha voluto partecipare alla messa di ringraziamento all'oratorio di Sant'Erasmo, un modo per pensare insomma a questo fatto che per fortuna non ha causato vittime, ma anche per pensare ai suoi marinai che quella sera hanno avuto molto lavoro. Assolutamente sì, mi sono ritagliato due momenti di questo tipo, uno appunto nelle 2 giornate successive e l'altro appunto stamattina. Ritengo che il fatto che questa tragedia abbia comunque avuto come conseguenza l'assenza di morti e feriti anche del mio personale, perché insomma la situazione di emergenza è stata generale, nel senso che ha colpito sia i soccorritori che i soccorsi e le persone soccorse, e ritengo che per quanto uno possa essere professionale, possa avere coraggio, è evidente che sia la testimonianza che c'è qualcos'altro che ci ha aiutato, e quindi avere questi momenti di un attimo di tregua, di pace, per poter anche raccogliersi insieme alle persone che hanno lavorato con te e che hai aiutato sia determinante. Questo è il traghetto che porta i residenti a Portofino, anche tutte le persone che vogliono visitare il borgo che è ancora isolato, visto appunto la situazione della provinciale 227, che prenderemo anche noi tra poco per raggiungere Portofino e documentare la situazione. Intanto qui al Molo incontriamo il sindaco di Santa Margherita Ligure, Paolo Donadoni, al quale voglio subito chiedere: questo grande rapporto di collaborazione che c'è stato con Portofino si è tradotto poi anche in un provvedimento davvero importante, quello di parificare i residenti con alcune iniziative che già riguardano i sammargheritesi. Ne vogliamo parlare? Sì, credo che in questa emergenza negativa un dato positivo sia stato sicuramente il rapporto di forte collaborazione che già esisteva e che è emerso anche in questa circostanza tra Santa Margherita Ligure e Portofino. Il sindaco Matteo Viaccava è una persona assolutamente operativa che è stata sempre sul campo in questi giorni, ci siamo sentiti H24 telefonicamente, in contatti di persona, cercando di stabilire forme di sinergia. Ad esempio abbiamo fatto dei provvedimenti reciproci in cui io ho parificato i residenti di Portofino ai sammargheritesi e lui sammargheritesi ai residenti di Portofino, in modo da agevolare tutte le forme di mobilità sul territorio nei limiti oggi consentiti, perché possono utilizzare i parcheggi per residenti, i benefit per i residenti e così via. Ma non è l'unica forma di collaborazione. Un'altra, ad esempio, di cui tanto si è parlato in questo periodo, è il navetta per scuola bus per i bambini di Portofino che vengono a scuola Santa Margherita, che arrivano qui grazie alla Capitaneria di Porto, vengono accolti da un nostro scuolabus che li porta all'istituto, dove c'è anche un sistema di prescuola che consente di coordinare gli orari.
Mi sembra che, come dire, tanta è stata la sinergia per cercare di agevolare i cittadini in modo da limitare i disagi di questo frangente. Avete fatto una variazione di bilancio, 200.000 euro, adesso come li utilizzerete? Sì, abbiamo fatto una variazione di 800.000 euro circa, 220 di spesa corrente e 570 invece di spesa capitale. Abbiamo dei danni pubblici significativi che possiamo affrontare da soli e la variazione è destinata a questo, ad esempio i giardini a mare, sui quali dovremo fare una programmazione per step per risolvere, come dire, quello che è oggi. Abbiamo ancora delle pulizie da fare, abbiamo delle piccole situazioni da ripristinare. Ciò a cui non possiamo arrivare da soli, come dicevo prima, sono invece i 3 grandi danni pubblici strutturali, cioè il porto, la strada per paraggi e la parte esterna di protezione del depuratore. Intanto facciamo un appello conclusivo alle persone: venite in queste zone colpite dalla mareggiata, Rapallo, Santa Margherita Ligure, Portofino, tanto voi vi state anche già preparando per il Natale, perché si vedono sicuramente le immagini ancora di distruzione, però in qualche modo si è ripartiti, quindi questo bisogna dirlo. Certo, senz'altro stiamo cercando di ripristinare una qualità di vita e di accoglienza che sono caratteristiche tipiche del nostro territorio. Abbiamo riconfermato il village per Natale, abbiamo riconfermato tutte le manifestazioni natalizie, lo scopo è sicuramente quello di recuperare un ordinario anche nell'accoglienza turistica, quindi l'appello che facciamo alle persone è: venite a vedere come il nostro territorio ha saputo reagire al problema e ha già dato delle soluzioni concrete e sta esprimendo un senso di accoglienza anche turistica. Santa Margherita Ligure è il punto di partenza di Battelli, lo prendiamo anche noi per raggiungere lo storico borgo e cercare di capire come i residenti di Portofino vivono questa difficile situazione. Si sta imbarcando con il traghetto del mattino presto per poter raggiungere la sua attività, che è a Portofino, però si vuole continuare a lavorare. Lei testimonia questo? Assolutamente sì, e speriamo anche che tanti aprano, perché far vedere che Portofino è vivo. Poi ho mio padre che ha 83 anni che vive là, quindi tutti i giorni vado da papà, che non ha voluto lasciare la sua casa, e di conseguenza penso che sia una immagine anche di speranza, vedere Portofino che è aperto, che la gente è volenterosa e basta. Lei come si è organizzata? Adesso sta qui alcuni mesi? Io sono di Portofino, però vivo a Rapallo e prendo il mio battello tutte le mattine alle 9:30 con tristezza nel cuore, logicamente, anche infatti ho la voce spezzata proprio per quello, perché lasciare poi il paese dove sei vissuta fino a 5 anni fa, un po' 10 anni fa o a un giorno prima, lasciarlo così mette tanta tristezza, però è bello vedere anche questo senso di comunità che ci unisce un po' tutti. Oggi anche la festa di San Martino, vediamo tanta gente che sta raggiungendo Portofino anche per la messa. In questi giorni si sono viste persone o turisti anche? Sì, qualche turista si è visto e speriamo che insomma la gente capisca che comunque Portofino è vivo, che comunque Portofino non è solo immagine di ricchezza, che ci vuole ed è quello dove insomma lavoriamo tutti, però ci sono anche persone con tanti sentimenti. Il sistema dei traghetti le sembra che stiano funzionando, stanno dando una grossa mano? Allora assolutamente sì, infatti voglio ringraziare anche i battellieri, il Consorzio Marittimo del Tigullio per questi battelli che ha messo subito a disposizione, grazie comunque a loro, al Comune di Portofino, al Comune di Santa Margherita, Rapallo che si stanno attivando, e volevo fare un grazie al nostro sindaco perché non ci sta mollando proprio, non ci molla mai. Ecco, agli occhi del mondo adesso Portofino secondo lei come viene intesa? Allora, Portofino comunque sappiamo che è un vincolo per tutti e per tutto il Tigullio e per tutta questa parte di cosa, perché è trainante come turismo, noi viviamo sul turismo, grazie a Dio, però volevo fare un piccolo appunto che non mi piace. Troppo spesso sui social si parla di Portofino in maniera tristissima, della serie intanto a Portofino ci sono dei ricchi, intanto Portofino il cappuccino lo metteranno il doppio o il triplo adesso. Ora io volevo dire questo: a Portofino ci lavorano 2000 persone che vengono dai paesi limitrofi e su Portofino ci vivono tantissime persone. C'è anche il problema degli stagionali per il prossimo anno. Esattamente.
questo è un problema che poi va affrontato, perché comunque, come ripeto, ci sono tantissime persone che lavorano qua e Portofino è trainante per altri posti, quindi si usa il nome di Portofino anche come specchietto d'allodole tante volte. Io non voglio fare polemica perché non mi piace, perché siamo tutti nelle stesse condizioni, titolari, dipendenti, lavoratori, siamo tutti in questo momento nelle stesse situazione, e sentire o leggere sui social che Portofino è additato in maniera tristissima, parlando solo di soldi e di speculazioni, questo a un portofinese come me e a mio padre che ha 84 anni fa male veramente. Voi siete turisti? State andando a Portofino questa mattina? We are going to Portofino and we came from Germany. Arriviamo dalla Germania e stiamo andando a Portofino. Abbiamo sentito che la strada è stata spazzata via dal mare, ma vogliamo comunque visitare il borgo perché abbiamo sentito che è molto bello, fa parte del nostro viaggio. Abbiamo dovuto fermarci per la notte a Santa Margherita Ligure perché quando siamo arrivati il traghetto non c'era più. Con chi sta andando a Portofino? With my wife Cecilia and my son Giancarlo. Sto andando per la prima volta a Portofino, sono con mia moglie Cecilia e mio figlio Giancarlo. Bisogna fare un appello anche ad altri turisti di continuare ad andare a Portofino perché in questo momento è quasi isolata. Yeah, I think it's important for tourists to still Penso che sia importante per i turisti continuare a venire e vedere Portofino. La strada è stata spazzata via dal mare, ma la bellezza del borgo no. Sta funzionando questo sistema di trasporto con il battello da Santa Margherita Ligure a Portofino? Vi sta agevolando molto? Sì, molto. Devo dire che sono stati dall'inizio subito molto veloci, molto efficaci, e soprattutto il nostro comandante che noi adoriamo, Francesco Mai, che anche in condizioni meteo abbastanza non così come oggi è sempre stato molto disponibile. Io ho solo visto lui nella massima disponibilità per tutto. Motorini da portare verso Santa Margherita, qualsiasi cosa si chiama lui ed è ad una disponibilità infinita. Sì, perché non c'è solo il problema dei lavoratori e dei residenti, ma anche vari tipi di trasporto. Vari tipi di trasporto e che loro logicamente danno sempre una mano. Ad esempio? Ripeto, motorini da portare via, il cibo che va all'esercito, che va alla polizia municipale, tante cose, la posta, loro a qualsiasi ora sono disponibilissimi. Come si vive in questo momento da sfollato, tra virgolette? Guarda, io in questo momento mi sono appena svegliata, ho rischiato di perdere anche la barca, perché non è facile comunque stare a degli orari quando c'è sempre dei mezzi disponibili, quindi si ha la propria indipendenza. Di conseguenza non è facile, però ci si abitua, insomma, dopo tutto andare anche a Portofino in barca non è così brutto, vero? Insomma, bisogna sempre prendere il lato positivo. E ripeto, quando abbiamo dei comandanti così e un equipaggio così sempre disponibile, sempre il sorriso bisogna averlo. Sul traghetto abbiamo visto anche dei turisti, si spera insomma che un po' di gente venga a Portofino, diciamo non è poi così completamente isolato. Sì, no, i battelli dovrebbero, quelli che non solo lui, dovrebbero arrivare, qualche turista, magari qualche comitiva la portano, certo non è il flusso che uno va d'estate, anzi poi vabbè, ora qua tutti dormono. Si dice che la strada dalla strada, ecco. Si dice che la strada verrà aperta verso la Pasqua 2019, questo vi preoccupa un po' come attività? A me sì, perché io sono sempre stata aperta e ho solamente chiuso praticamente 20 giorni all'anno. Chi dal 1° di novembre in poi andava in ferie e chiudeva 6 mesi non penso che sia un grosso problema. Per tutti quelli che invece lavorano lì sempre è un grande problema, perché ci sono dei pagamenti da fare, ci sono tante cose. Comunque noi speriamo sempre, anche perché il male non è diciamo solo nostro, il male comprende anche tutti i paesi limitrofi come Santa Margherita, Rapallo, perché Portofino è Portofino. Immagino purtroppo abbiate avuto anche una perdita in questi giorni, un po' di problematica. Eh beh sì, la perdita economica è grande, nel senso che anche perché poi è stato bello fino a 4 giorni prima di questa tempesta e si andava al mare, quindi anche la merce invernale che noi avevamo in negozio praticamente è ferma completamente, non abbiamo più avuto la possibilità di venderla, né all'inizio quando era bello né adesso che non c'è più niente, non c'è più nessuno. Tocca al cuore vedere la strada che porta a Portofino tutta distrutta. Sì, non si gira. Non mi giro più, basta, l'ho già vista e mi è bastata diverse volte, adesso basta. Anche perché ogni giorno ne viene giù un pezzettino, quindi ho un albero o qualcosa, quindi mi fa tanta tristezza. La tristezza più grossa che mi fa è quella di quando torno indietro la sera.
Siamo appena scesi dal battello che ci ha portati da Santa Margherita Ligure a Portofino, come vedete alle nostre spalle le persone che sono giunte e quelle invece che devono ripartire verso Santa Margherita Ligure, lavoratori e residenti ma anche turisti. Andiamo a raccogliere qualche testimonianza. Siamo con una residente ma anche lavoratrice a Portofino che adesso prende il battello per tornare a Santa Margherita Ligure. Vado a prendere mio figlio. Va a prendere suo figlio, quindi come vi state organizzando in questi giorni? Abbiamo portato le macchine, ci hanno fatto portare le macchine dall'altra parte, io con il battello vado a Santa Margherita, prendo la macchina e vado a prendere mio figlio che è sbarcato perché naviga, è un marinaio. Deve tornare qua, di nuovo col battello? Sì. Che giorni sono questi? Vabbè, ci si adatta. Ci si adatta, però siamo fortunati perché le amministrazioni sia di Portofino che di tutto il Tigullio si sono date da fare tantissimo, i nostri sindaci veramente sono delle persone in gamba e hanno gestito benissimo l'emergenza, quindi a parte i primi giorni senza gas poi ci si abitua. Come vi siete organizzati in quei giorni appunto successivi alla mareggiata? Con un fornelletto elettrico, visto che l'elettricità fortunatamente c'era, le scorte, perché qui comunque sei abituato che se lavori magari è sempre un po' di dispensa piena e quindi così. È bello però vedere portofinesi che rimangono qui sul territorio e resistono. Certo, senz'altro, nessuna intenzione di abbandonarlo. Si va avanti nonostante le difficoltà. Sì, certo, si va avanti e ricostruiremo tutto e riprenderemo come prima, meglio di prima. Si sente fiduciosa? Io sì. Le preoccupa questa cosa che forse la strada riaprirà ad aprile? Sì, mi preoccupa, però voglio essere fiduciosa, voglio vedere il bicchiere mezzo pieno, per cui forza, ce la faremo. L'ho vista mentre guardava la nave della Blue Navy, non capisco se era malinconia o un po' di tristezza per quello che è accaduto. Un po' di malinconia, ma nello stesso tempo però le situazioni sono quelle che sono e bisogna cercare di andare avanti. Dispiace vedere che le macchine che trasporta questa nave si trasferiscono a Santa Margherita, il paese è quello che è. Purtroppo le situazioni sono contingenti e quindi vanno affrontate con la speranza di poter superare tutto, siamo forti. Abbiamo visto anche qualcuno che tutto sommato torna a Portofino per il lavoro, oppure qualcuno che resiste c'è? Beh, chiaro, qui a Portofino c'è gente che ha la pelle dura e cerca di portare avanti, non si arrendono, non si abbattono, reagiscono nel modo migliore. È una popolazione che sa anche soffrire, ma sa anche affrontare le situazioni difficoltose. Lei come si sta organizzando in questi giorni qua? Io abito purtroppo nella parte alta di Portofino, faccio 160 gradini per andare a casa e quindi le difficoltà aumentano. Scendo a valle ogni 10-15 giorni e purtroppo la situazione è quella che è, ma bisogna resistere. Qualche turista si vede, qualche persona si vede, insomma... Sì. Si parte, si riparte. Continuano o per curiosità o perché amano veramente questo borgo e continuano a frequentare. Certo, i negozi sono quello che sono in una situazione difficile e quindi anche loro devono cercare di superare. Quindi... Durerà secondo lei anche quando saranno spenti i riflettori? Io mi auguro di no. Credo che un gioiello come Portofino non possa essere dimenticato anche dalle alte autorità. Non devono fare polemica, devono lasciare lavorare l'amministrazione che vedo che si sta comportando veramente bene, il sindaco in testa. Sta dimostrando proprio efficienza nell'amministrazione, senza eccessive polemiche, ma duro nelle situazioni che vanno affrontate. Nella celebre piazzetta di Portofino troviamo Maurizio e Rossana, che sono due turisti, diciamo, arrivano da Genova. Avete deciso di venire qui come mai? No, perché ci veniamo spesso e volevamo vederlo anche un attimo in queste condizioni indubbiamente particolari. Avete trovato dei locali aperti però? Sì, qualche cosa sì, abbiamo fatto la passeggiata, siamo andati fino a Ruta con l'autobus da Genova, poi abbiamo fatto una ruta Portofino-Vetta e siamo scesi giù a piedi. Si può fare un appello quindi a venire a Portofino? Certamente, molto affascinante con questo tempo, con quest'aria e questa anche pioggerellina. Adesso come rientrerete? Battello più treno. Vi siete trovati bene comunque, tutto a posto? Assolutamente sì, assolutamente. Vi godete la pausa? Certo, si mangia qualcosa.
A Portofino abbiamo visto tutte le istituzioni in campo, dal comune alle forze dell'ordine, il presidio sanitario, il genio militare, la capitaneria di porto, carabinieri e così via. Quindi c'è una grande attenzione su questo territorio che è stato colpito dalla mareggiata. Noi ora stiamo percorrendo questo tratto di banchina per raggiungere la storica piazzetta, perché così lì possiamo incontrare il sindaco Matteo Viacava, che peraltro abbiamo visto anche poco prima lavorare proprio qui nella zona del Porticciolo, e il consigliere delegato alla città metropolitana Franco Senarega, il delegato alla viabilità, perché c'è un importante sopralluogo proprio in queste ore che riguarda il tratto viario della provinciale 227, ma anche quello che riguarda la strada di emergenza che porta al monte di Portofino, entrambi punti di riferimento per gli abitanti in questo periodo di difficoltà. I residenti di Portofino parificati a quelli di Santa Margherita Ligure e viceversa, certo che questo rapporto di collaborazione è unico. Sì, finalmente è già da un po' di anni comunque che sì, c'è una grande sinergia tra i comuni del Tigullio, Santa Margherita e Rapallo. Poi con Donadoni, oltre ad essere sindaci di due gioielli qua del Tigullio, ci lega anche una grande amicizia, anche con Bagnasco assolutamente. Adesso è il paese più vicino, è Santa Margherita, stiamo creando delle sinergie veramente importanti fra i due comuni per poter fare dei lavori che comunque e dare anche della funzionalità adesso in questo momento di emergenza a Portofino, che lo ringrazio di cuore veramente, perché è una persona, lasciando perdere un grandissimo sindaco, e anche una persona splendida, ecco. Perciò si riesce a passare certe situazioni solamente col gioco di squadra, come diciamo noi. Stiamo cercando di raccontare i segnali di ripartenza e siamo nel borgo di Portofino, che si prepara naturalmente anche al Natale. In questo senso, come amministrazione, che idee avete vista la situazione attuale? Ma adesso siamo un attimo qua a cercare di riattivare i negozi, a vedere, si fa la conta dei danni e si cerca di lavorare nel modo più veloce possibile per dire che Portofino c'è presente, ci sono già attività che sono aperte e ci fa piacere, e l'idea che andremo a sviluppare nei prossimi giorni dopo l'incontro con l'Associazione dei Commercianti di Portofino è quella di fare una ripartenza dal punto di vista commerciale, da dare un segnale al mondo che Portofino è aperto con la festa dell'8 dicembre, che noi è già una tradizione da qualche anno, che facciamo l'accensione dell'albero, e vorremmo fare un bellissimo evento con una festa qui nella piazzetta per dare un segnale, tanto un po' di incoraggiamento ai nostri residenti, come dire ok, siete tornati alla normalità, e un pochettino un segnale nel mondo che dire Portofino è aperto, Portofino aspetta i turisti di tutta Italia e di tutto il mondo. La prossima settimana vi organizzerete come commercianti anche per fare il punto della situazione? Ci sono anche alcune cose da controllare qui nell'area del Porticciolo? Ma sì, allora, Portofino è un porto naturale, le mareggiate ci sono sempre state, negli 800 venivano qua i vascelli a rifugiarsi quando c'era il mare agitato. Ci sono tanti danni alle società, ai negozi, ai commercianti sicuramente, però come infrastrutture ad occhio, lasciando perdere che ieri c'è stato anche un mezzo nubifragio che il Rio Fonda qua ha fatto esplodere una soletta qua della piazzetta, che era un lavoro che comunque è già preventivato di fare. Ora io chiedo di poter fare velocemente l'assegnazione del lavoro, da poter fare in questo periodo anche questa parte di turbinatura che è già finanziata dalla Regione Liguria e dal Comune di Portofino. E poi vorrei fare un controllo appena si calma un attimo, si schiariscono le acque, un po' delle infrastrutture, delle banchine nella parte immersa, per avere una sicurezza di quello che è successo nella sera della mareggiata, che non abbia creato dei danni che a occhio non si vedono, che magari potrebbe persistere un qualche criticità da sistemare immediatamente. La situazione del Rio Fondaco è un esempio in piccolo di quello che poi può essere invece la situazione più generale. Bisogna che le istituzioni, la burocrazia aiuti in questo senso, perché sennò il timore è che si vada per le lunghe. Assolutamente sì, in questi casi qua io vedo che tutti noi sindaci, tutti noi colleghi dal punto di vista amministrativo paventiamo queste difficoltà. Ci vuole un cambiamento in Italia, non si può andare avanti per fare un'opera pubblica che ci vuole 2 anni con gare d'appalto interminabili. Qui poi certi lavori come questo è una tombinatura, cioè vuol dire un'apertura di una soletta che copre un fiume, un adeguamento idrico, una copertura, non può esserci dei prezzi. Ecco, qui non si ruba, qua si lavora, le cose bisogna farle velocemente perché la gente ha bisogno di risposte, ecco, soprattutto a livello anche nazionale. Dopo il sopralluogo odierno, quali provvedimenti avete preso? In quali zone siete pronti per partire? Ma siamo pronti per partire nella zona dove è collassata completamente la strada,
per posare una passerella pedonale in modo da garantire almeno quel tipo di transito. Contestualmente inizieremo degli interventi sulla prima parte verso Paraggi, dove è crollato una parte dell'infrastruttura ma è rimasto il muro di contenimento, e lì cominceremo ad aggredirla nella giornata di oggi. Quanto avete stanziato per questi interventi, se si può dire? Ci state lavorando? No, diciamo che la parte progettuale più importante è in corso di lavorazione, comunque l'intervento complessivo è di diversi milioni di euro sicuramente, poi da seconda dell'intervento, più da mare, più da terra, i costi cambiano. Comunque l'obiettivo è fare il prima possibile facendo un intervento ben fatto e compatibile con la zona di pregio che dobbiamo tutelare. È importante anche che si stia lavorando sulla zona del monte, queste strade alternative, nel rispetto naturalmente dell'ambiente, però per i residenti è importante anche avere questo segnale. Ma quella strada è una strada che deve servire per emergenza, noi l'abbiamo appena percorsa per venire appunto a fare questo sopralluogo. Mi sembra che al momento interventi invasivi non ne siano stati fatti, non ne devono venire fatti. Certamente il soccorso deve essere garantito in caso di mare grosso, in caso di vento, quella è una strada che deve essere fruibile. Iniziamo dal fatto che siete presenti qui a Portofino da molti giorni ormai, praticamente da quando è accaduto l'evento, e come state dando una mano alle persone di qui? Sì, siamo intervenuti subito, qualche giorno dopo l'evento, dopo una riunione che c'è stata in prefettura, hanno richiesto il nostro intervento, e principalmente per migliorare la viabilità sulla strada che è l'unica rimasta, oltretutto, che porta da Portofino Mare alla Vetta. Lì cosa state facendo? Lì stiamo facendo lavori di messa in sicurezza della strada, in alcuni punti dove sono venuti pure giù degli alberi col maltempo abbiamo liberato la carreggiata, la sede stradale, abbiamo rimosso ceppi, li abbiamo sfruttati anche per fare in alcuni punti delle staccionate a protezione della strada, abbiamo rimosso quindi i detriti pure che aveva portato via, sparso e costipato della ghiaia per evitare il fango e per permettere a quei pochi mezzi che transiteranno, quelli principalmente insomma di soccorso in caso di emergenza, che transiteranno sulla strada, di passare nella massima sicurezza. Adesso è una strada percorribile o ci vuole ancora un po' di tempo? Ad ora è già percorribile, ovviamente il transito è limitato, poi il sindaco sta regolando molto bene il traffico, però è percorribile già. Ci sono altri modi in cui aiutate la popolazione, comunque loro in qualche modo si fanno sentire anche come riconoscimento? Certo, assolutamente, riceviamo ringraziamenti quotidianamente ogni volta che passiamo, siamo in piazza qui o di sera quando passano lì per la strada, ci ringraziano di continuo. L'altro giorno c'è stato anche qualche smottamento dovuto alla pioggia che ha continuato a portare giù detriti e fango, mattino appena svegli ci siamo ritrovati ad aiutare la popolazione qui proprio nella piazza, nel centro. Fate anche del collegamento viario, aiutate in questo caso oppure no? No, in questo caso no, non facciamo collegamenti, ci portiamo solo noi sul luogo di lavoro e poi lavoriamo lungo il sentiero. Da quando sarete presenti? Ancora qualche giorno, massimo una settimana, che terminiamo i lavori. Certo, tante difficoltà, qualche problema da risolvere, lo avete sentito dalle parole del sindaco e dal consigliere della città metropolitana, ma ci sono anche buoni segnali di ripartenza che riguardano proprio il tratto viario. Noi ora andiamo ad ascoltare la testimonianza di chi ha voluto resistere qui a Portofino e di chi tiene le attività aperte, per cercare di capire insomma anche dalla loro testimonianza quali sentimenti li guidano in questi giorni di difficoltà e soprattutto di raccogliere qualche segnale di speranza. Andiamo allora nelle vie del borgo. Siamo arrivati in un'attività di Portofino che è aperta, la vediamo aperta, questo è molto importante. Come mai avete deciso di resistere nonostante tutto? Per far morire il paese, per dare una testimonianza, una vicinanza al paese, e vogliamo dire che venite a trovarci. Venite il weekend, noi siamo aperti, ci sono i bar aperti, ci sono i negozietti aperti, quindi non è così disastrato come sembra. Ci si arriva col battello. Quindi venite e aiutateci. E voi sareste in ferie in realtà in questo periodo? Adesso saremo in ferie, esattamente, siamo in ferie, però abbiamo deciso il weekend di venire qua e poi a dicembre saremo tutti i giorni aperti fino al 6 di gennaio e quindi sì. Vi siete organizzati bene in questo periodo? Sì, tranquillamente, non è una grossa
difficoltà, fatica a venire qua, assolutamente, un quarto d'ora di battello che è anche bello. Io che soffro il mare, se vengo io potete venire tutti quanti a trovarci. Qualche turista si vede in questi giorni? Ieri è venuto, c'era qualcuno, meno male, qualche giapponese è venuto e speriamo che... Per il futuro siete preoccupati? C'è questa idea di poter riaprire la strada entro Pasqua? Speriamo che si apra presto la strada, che più che altro per la burocrazia, perché il volere c'è e ci sono le possibilità, quindi lasciamo stare la burocrazia, semmai ne parliamo dopo della burocrazia. Prima facciamo e poi dopo al limite ne risolveremo e ne parleremo poi dopo. Siete aperti nonostante le difficoltà, questo è un bel segnale, provate a darlo. Noi proviamo, sin dall'inizio abbiamo tenuto duro, nel senso abbiamo detto andiamo avanti, vediamo un attimino, poi anche l'evolversi delle cose, non sapevamo bene ancora cosa succedeva, poi noi siamo speranzosi che se il tempo un po' si stabilizza così che i traghetti iniziano di nuovo, a parte che stanno già facendo servizio normale diciamo, però semmai cominciano anche ad arrivare i turisti, per il momento era un po' riservato ai residenti e a chi lavora qua, anche adesso speriamo nei prossimi giorni che col bel tempo, almeno la settimana prossima sembra che un pochettino di sole dovrebbe arrivare. E noi siamo qua pronti anche con i gelati. Lei qui ha una visuale privilegiata sul porticciolo, immagino anche forse un po' di amarezza nel vedere tante persone che vanno via, però non tutti, insomma, qualcuno che resiste c'è. Sì, no, sicuramente. E poi diciamo, a parte diciamo, un po' i ristoratori che hanno avuto il grosso problema del gas all'inizio, e in tutti i casi sarebbe in questo momento un impegno gravoso per loro, però noi come bar, come anche piccoli negozi così, diciamo, è nostro dovere rimanere aperti e promuovere Portofino comunque. Poca gente perché pensano tutti che siamo chiusi, invece noi come vede siamo aperti e si spera anche nel tempo, perché magari c'è il bel tempo, qualcosa in più arriva, speriamo. Facciamo un appello a venire, perché in effetti sui social magari si vedono solo le immagini della strada distrutta, del borgo in difficoltà, però poi alla fine qui ci si arriva, si può arrivare bene. Ci sono i traghetti, ci sono abbastanza orari per poter venire, noi siamo aperti tutti i giorni, a parte il martedì che è il giorno nostro di riposo, e ci siamo. Il clima tra commercianti qui com'è? C'è collaborazione? Si parla di questa situazione? Com'è? No, sì, devo dire che in questa occasione soprattutto siamo abbastanza tutti uniti, insomma, nel tirare un po' su Portofino, dare una cosa positiva, insomma, speriamo. Ha quantificato un'eventuale perdita dovuta appunto alla mareggiata di questi giorni? No, noi a parte economicamente diciamo come danni non abbiamo avuto. Ed economicamente avete avuto? Economicamente certo, si sente la differenza molto. Però. Avreste dovuto chiudere in questo periodo oppure no? No, noi no, siamo uno dei locali che rimanevamo aperti, quindi per noi diciamo non c'è differenza, ecco. Che sensazioni prova a vedere il molo qui da dove partono magari molti che lasciano anche Portofino? Quando è bruttissimo, quando andiamo via, quando è l'ultimo traghetto che andiamo via tutti, mi sembra proprio di lasciare, non so, una parte. In questa situazione è naturalmente importante avere un presidio sanitario che possa coprire le eventuali emergenze per i residenti di Portofino. In questo senso ASL 4 e Regione hanno attivato un progetto che riguarda proprio il borgo e che è elaborato dal coordinamento dell'ANPAS, che è composto dalle pubbliche assistenze del nostro territorio, tra queste la Croce Bianca Rapallese, i volontari del soccorso di Sant'Anna, i volontari del soccorso di Ruta, la Croce Verde di Camogli. Viene messa a disposizione un'ambulanza e un altro mezzo 4x4 con 2 autisti con qualifica di soccorritori. L'ambulanza è arrivata proprio con la nave Icnusa, avete visto anche le immagini dell'imbarcazione che si sta occupando del trasporto delle bombole di gas, non solo, perché questa ambulanza infatti è stata portata da Genova a Portofino proprio grazie a questa imbarcazione. È l'occasione per noi anche per parlare con chi si occupa della sanità e del presidio medico qui nel borgo. Il servizio direi è strutturato su richiesta del 118 e del servizio Tigullio Soccorso, da un'ambulanza di tipo A, da una Panda 4x4. Questi 2 mezzi sono, come dire, accompagnati dalla presenza di 2 volontari autisti soccorritori
che affiancano il servizio 118 di medico-infermiere, che costituiscono di fatto, noi lo chiamiamo Tango 3, cioè un servizio di automedica a tutti gli effetti. Poi a chiamata le pubbliche assistenze del Tigullio occidentale del Golfo Paradiso hanno messo a disposizione una macchina, un'ambulanza di tipo B e idroambulanza. Idroambulanza è un gommone che può navigare naturalmente con mare permettendo, ne abbiamo uno a Camogli, uno a Rapallo, che può contribuire a espletare tutta una serie di servizi meno importanti. Per le cose più importanti ovviamente c'è la Capitaneria di Porto, però è un ausilio in più che si dà e si mette a disposizione per questo progetto, che è un progetto poi di presenza sul territorio per dare tranquillità e sicurezza a chi vorrà continuare a venire a Portofino, che speriamo siano in molti. Stamattina abbiamo potenziato la risposta ai bisogni sanitari di questa comunità isolata, perché dobbiamo appunto concentrarci sul fatto che chi vive qui in questo momento non ha la possibilità di raggiungere, se non via mare, il resto della nostra regione e anche i servizi sanitari. Quindi da subito abbiamo inviato qui un medico e un infermiere, ma il potenziamento del loro lavoro con il supporto di un'ambulanza, già appunto altri mezzi erano presenti, sicuramente è una risposta importante che completa, anche perché in ogni caso è previsto un periodo, noi ci aspettiamo ovviamente il più breve possibile, ma un periodo considerevole per quanto riguarda l'isolamento, quindi in qualche modo era importante dare una risposta alla popolazione che ritiene di continuare a vivere qui in questo periodo. Confidiamo comunque tutte le autorità competenti, il sindaco in primis, sono mobilitati per ripristinare la viabilità. Sono certa che questo verrà fatto nel più breve tempo possibile, ma i bisogni sanitari devono avere delle risposte immediate. Era importante assicurare la presenza di questo mezzo di soccorso, abbiamo fatto un accordo con le pubbliche assistenze del territorio, che ringrazio per la disponibilità e la collaborazione in tempi così rapidi. Già dall'inizio dell'evento, quindi dal 30 di ottobre, abbiamo assicurato la presenza di medico e infermiere con dei mezzi di supporto che erano però un Porter 4x4 che utilizzavamo sulla strada sterrata, e avevamo assolutamente bisogno di un mezzo di soccorso come un'ambulanza attrezzata per garantire la sicurezza operativa, più puntuale, più precisa. Siamo molto soddisfatti di esserci riusciti oggi, grazie alla sinergia veramente con il nostro assessore, che si è impegnato tantissimo fin da subito per dare una risposta concreta ai bisogni della popolazione, la Capitaneria di Porto, la Prefettura, e permettetemi di tutto il personale del 118 che veramente da subito si è impegnato per essere presente sul posto e dare una risposta concreta. Avete avuto delle necessità in questi giorni, persone che comunque si sono rivolte a voi perché avevano bisogno? Sì, dalle banalità, perché comunque magari mancano sia il medico di famiglia piuttosto che la guardia medica, piuttosto anche l'infermiera domiciliare che fanno le medicazioni, a cose un pochino più gravi. Questo ci sta, ovviamente per la popolazione non è tantissima, però statisticamente qualche intervento è stato fatto. È un momento di incontro e di ritrovo anche per tanti portofinesi qui nella storica piazzetta. In particolar modo oggi è un giorno di festa perché si celebra San Martino, che è il titolare della chiesa parrocchiale di Portofino. La messa celebrata da Don Alessandro Giosso. Allora andiamo ad incontrarlo per capire quale legame ci può essere tra la festa di San Martino e questi giorni così particolari per il borgo di Portofino, e magari cerchiamo anche di raccogliere qualche testimonianza in chiesa. Andiamo. Festa di San Martino a Portofino, sicuramente un punto di riferimento per tanti residenti che vivono momenti di difficoltà, ma quale legame possono trovare col santo oggi? San Martino richiama un po' il contenuto centrale del cristianesimo. Da una parte il cristianesimo si lascia attraversare dal fascino del pensiero, ma è anche attraversato dalla forza dei gesti concreti, la carità. Il gesto tipico
di San Martino, con il quale è ricordato dai posteri, è la sua attenzione al povero e quindi la manualità concreta con la quale, in forza della fede, dona qualcosa di costitutivo di sé, il mantello. E anche qui a Portofino in questi giorni, devo dire, molti portofinesi si sono dedicati, prodigati gli uni per gli altri, anche superando magari alcune barriere culturali, vorrei dire politiche, e hanno saputo davvero intervenire con tatto, discrezione e tanto affetto in situazioni concrete che meritavano un aiuto immediato. Perché per voi è importante venire alla celebrazione di San Martino, che è il titolare della vostra chiesa, anche in questi giorni di difficoltà? Noi è importantissimo, questo giorno per noi è un giorno da ricordare come tutti gli anni, quest'anno ancora di più per tutte le calamità che abbiamo avuto e ci affidiamo alla sua protezione. San Martino per noi è il santo della carità e non carità fatta di parole ma fatta di atti concreti e cerchiamo di apprendere da lui questa testimonianza anche per noi nella vita quotidiana, nelle piccole cose che ogni giorno affrontiamo, sia buone o meno buone. In questi giorni ci sono stati tanti atti di carità e di aiuto concreto, quindi si può dire che questo esempio di San Martino lo avete poi portato avanti tutti i giorni? Sì, è stato un esempio molto concreto per noi, abbiamo cercato di aiutarci a vicenda gli uni con gli altri, nelle piccole e nelle grandi cose, in ciò che noi possiamo renderci utili al prossimo. Portofino è vitale in questi giorni secondo lei? Un po' di vitalità c'è ancora, nonostante tutti i drammi, tutte le calamità che abbiamo avuto in questi giorni, molto molto gravi. Lei come si sente passeggiando per il borgo? Ma io mi sento portofinese come tutti gli altri e sono fiera di essere portofinese. Bisogna un po' adattarsi, ma bisogna dire che il Comune è stato molto bravo, il Sindaco molto bravo, siamo organizzati bene, c'è stata una collaborazione globale. Da quanti anni vive a Portofino? Quasi 40, perché io sono genovese, lavoravo a Genova, però dormivo sempre a Portofino, era una passione Portofino per me. In questi giorni ha deciso di rimanere qui, di resistere? Sì, io rimango qua, faccio col traghetto, adesso ci hanno portato le macchine dall'altra parte, quindi anche su un po' di lavoro che continuo a fare, vado su Genova, bisogna resistere, ma dai, risorgiamo. Cioè, è importante l'appuntamento con la festa di San Martino, non ha voluto mancare? No, assolutamente, poi questo è un must che col Don lo facciamo tutti gli anni, è un modo per riunirsi anche, già che siamo rimasti un po' in pochi, è un modo un po' per rivedersi, perché altrimenti veramente in questo piccolo periodo qua che speriamo corto, non ci vediamo quasi, stiamo in casa perché prendiamo la barca per andare magari a Santa Margherita, poi torniamo, ma i locali qualcuno è aperto, ma insomma quindi è anche un modo per ritrovarsi e confrontarsi anche. Vorrei iniziare questo momento dando lettura di una lettera che il Vescovo ha scritto ieri per raggiungere ognuno di noi. Chiavari, 11 novembre 2018. Scrive il Vescovo: Carissimi portofinesi, proprio quest'anno non mi è possibile essere con voi in occasione della vostra festa di famiglia, San Martino. Dico quest'anno, in cui la festa viene celebrata dopo i drammatici eventi meteorologici che hanno sfregiato così profondamente il vostro paese, di una bellezza unica al mondo, e hanno ferito la vostra comunità. Voglio però assicurarvi della mia vicinanza. Condivido il vostro dolore, ma anche la vostra speranza, che ha già messo in movimento le attività necessarie a riparare i danni e a dare nuovo slancio alla vita del borgo. Sono certo che presto Portofino sarà bella, come e più di prima, e quanto accaduto sarà solo un ricordo per gli annali della sua storia. Ora prego San Martino con voi, santo della generosità e della condivisione,
non trascurerà di accompagnarvi sulla via della ripresa. Abbiate fiducia, vi saluto cordialmente e vi benedico. Portofino ha una grande voglia di ripartire, lo abbiamo sentito dalle voci che abbiamo raccolto dei commercianti, dei residenti, delle persone che sono venute anche a visitare il borgo. Nonostante tutto, nonostante le difficoltà viarie, non è un borgo isolato, ci si può arrivare benissimo a Portofino e questo è un appello che lanciamo anche noi, perché il servizio dei battelli funziona bene, lo abbiamo visto anche noi, ci sono i sentieri che possono portare qui a Portofino, ci sono le strade alternative che si stanno cercando appunto di realizzare attraverso il monte di Portofino, ma soprattutto il collegamento dal mare, come vedete, funziona molto bene. Abbiamo cercato così, con il reportage di oggi, di raccogliere la voce di speranza di questo borgo, appunto, che in qualche modo vuole ripartire con tutte le sue forze. Allora ci imbarchiamo anche noi, io e Giovanni Castello, che ha realizzato le immagini che ringrazio, e così possiamo tornare a Santa Margherita Ligure.